siamo veramente molto felici, tantissima gente, oltre 1200 persone oggi e quindi una partenza davvero straordinaria. Un dato incredibile perché c'è gente davvero da tutta Italia, dalle Sardegna, Sicilia, Napoli, la Toscana, Roma, Bologna, Genova, Torino e abbiamo anche già tanti stranieri, quindi devo dire anche in questo caso un risultato raggiunto molto importante. Anche già tanti cataloghi venduti, quindi la mostra piace, ecco questa è la cosa fondamentale perché il passaparola sarà positivo fin dalla prima giornata e la mostra piace veramente tantissimo. Il consiglio è quello di prenotarsi ovviamente. Sì, sicuramente, allora intanto se uno può venire durante la settimana va bene, ma insomma anche per il momento, il sabato e la domenica, chiaro, se uno prenota è sicuro di entrare a quella determinata ora, ma è chiaro che come un motore diesel le cose il motore si deve scaldare, quindi siamo partiti molto bene, domani domenica pur con un tempo che pare sarà piovoso, meditiamo di fare almeno gli stessi numeri e quindi insomma è sicuramente una partenza davvero importante. Io penso a creare un bel prodotto artistico naturalmente. Poi è normale, l'abbiamo visto in tanti anni di lavoro che ho fatto sia a Treviso sia in tantissime altre città italiane, che poi una bella mostra porta tanta gente e tanta gente naturalmente deve mangiare, dormire e quindi questa è una conseguenza, ma il mio lavoro è quello di fare una bella mostra con quadri molto importanti e poi, come dico sempre, tutto viene di conseguenza.